Fontanelle insieme. Così si chiama il neocomitato di quartiere di Fontanelle, il popoloso quartiere di Agrigento Nord. Il comitato è nato per volontà di un gruppo di giovani abitanti intenzionati a migliorare la qualità della vita nel proprio quartiere attraverso iniziative e proposte. Una iniziativa è già andata in porto con successo l'estate scorsa con la manifestazione Quartiere in Festa. Presidente del comitato è Vito Lauricella, vicepresidente Francesco Sferrazza Papa, Salvatore Ciulla ed Emanuele Montalbano sono stati designati rispettivamente segretario e tesoriere. Un comitato in perfetta regola, insomma, per poter avviare un discorso nuovo, soprattutto con l'amministrazione comunale di Agrigento, che deve tenere conto delle esigenze dei cittadini che abitano a Fontanelle. E di problematiche da quelle parti ne esistono a decine, a cominciare dal carente verde pubblico alla segnaletica orizzontale che andrebbe ridisegnata. Da non sottovalutare anche il problema dell'inquinamento ambientale che non si è ancora riusciti a risolvere malgrado le segnalazioni. Ci sarebbe da intervenire adeguatamente, infatti, nell'area sottostante il viadotto della 189, confinante con la ferrovia, per eliminare il cattivo odore che rende l'aria irrespirabile. La nascita del comitato è salutata dagli abitanti di Fontanelle che sperano davvero di vedere voltare finalmente pagina. L'intenzione dei promotori c'è tutta e la voglia anche. Nei prossimi giorni si terrà la prima assemblea pubblica. Il comitato ci tiene a precisare che non saranno gradite assolutamente interferenze da parte di organizzazioni politiche, come dire che dovranno prevalere esclusivamente gli interessi dei cittadini.